Una cifra definita spaventosa dallo stesso centro studi della CGIA di Mestre che l'ha elaborata. Al netto degli aiuti sin qui erogati, quest'anno famiglie e imprese venete pagheranno luce e gas 10 miliardi in più del 2021. A livello nazionale la stima si allarga ad oltre 82 miliardi e mezzo di euro in più, pari a circa la metà del PIL annuo del Veneto. Secondo la CGA, per mettere in sicurezza il Paese, entro la fine dell'anno bisognerà intervenire con almeno 30 miliardi di nuovi aiuti, ma per non incorrere in uno scostamento di bilancio, l'atteso decreto aiuti ter del governo Draghi dovrebbe portare in dote non più di 12-13 miliardi. Rischiamo che l'Unione Europea raggiunga l'accordo sul tetto al prezzo quando il gas non ci sarà più. Di conseguenza dobbiamo ricorrere subito allo scostamento di bilancio e ristorare famiglie e imprese con altri 15-20 miliardi di euro. Se i primi 12-13 miliardi di aiuti sembrano essere stati recuperati dal governo senza dover ricorrere a nuovo debito, secondo la CGA di Mestre, vista la gravità del momento, non sarebbe un'eresia ricorrere a un nuovo scostamento di bilancio per ricavarne almeno altri 15-20. È inimmaginabile che con una spesa pubblica annua di 1.000 miliardi non possiamo recuperarne qualche decina per salvare famiglie e imprese.